nostri pesciolini da Parigi salutano la mamma Anna Ferrigno, ma non sono l'unica sorpresa. L'UNESCO oggi riceverà anche la lettera che qui trascriviamo, in cui viene denunciato il rischio di una violazione della Convenzione di Aarhus se veramente il pacchetto di misure annunciato alla stampa verrà presentato dal sindaco senza alcuna forma di pubblica consultazione che la Convenzione ratificata con legge dello Stato nel 2001 ha reso obbligatoria anche in Italia. La richiesta dei cittadini è semplice: essere informati sulle misure concrete che il sindaco intende presentare all'UNESCO, dato che nemmeno il Consiglio Comunale riunitosi il 19 gennaio lo è stato e per le uova pasquali con sorpresina è ancora presto, siamo solo a gennaio. Diversamente dalle sue, le nostre proposte sono in rete dal 10 gennaio e sono il frutto di una consultazione pubblica. Nella stesura definitiva distribuita all'Ateneo Veneto sono state depositate e verranno presentate oggi all'UNESCO insieme con questa lettera.